Buongiorno a tutti, sono Ivan Monni, Desk Indipendente. Siamo qua con Omar Onnis, uno storico intellettuale che fa parte anche lui di Desk Indipendente, di filosofia dei Logu, che ha scritto diversi libri sulla Sardegna, e con Adriana Valenti Saburet, che sta facendo un lavoro eccezionale fuori dalla Sardegna, sta riscoprendo proprio sulle orme dei rivoluzionari sardi che a un certo punto andarono a Parigi, in Francia. Quindi questo evento è inserito in una serie di eventi che ANS, cioè Assemblea Nazionale Sarda, sta preparando per Sadiesa Sardigna il 28 aprile. E in particolare Adriana sarà proprio protagonista di diversi. Ne facciamo vedere qualcuno. Questo è live, è il primo, però ci sarà il 3 sarà a Nuoro, sempre con Omar Onnis, quindi in presenza. Il 23 sarà a Santo Lussurgiu, il 24 ad Arizzo e poi dopo il 28 aprile, quindi il 29 a Carbonia. Quindi è una bella tournée che Adriana porterà avanti. Allora, la serata sarà una chiacchierata, diciamo, soprattutto tra Omar e Adriana, poi farò anche io qualche domanda. Ok, vai pure Omar. Allora, buonasera a tutte le persone che si collegano a questo episodio speciale, diciamo così, dei podcast di Indipendente che riguarda appunto l'introduzione degli eventi relativi a Sadia del 625 e in particolare oggi parliamo dell'ultima fatica di Adriano Valenti Saburet che si intitola Rivoluzionari sardi in Francia, personaggi e documenti, uscita per Arcadia quest'anno. È un libro, lo dico subito, estremamente importante perché raccoglie tutta una serie di documenti inediti o parzialmente editi o comunque abbastanza difficili da reperire e li mette a disposizione di tutte le persone interessate, a cominciare chiaramente dagli studiosi, ma anche curiosi, coloro che vogliono approfondire certi lati oscuri di un periodo della storia sarda poco conosciuto, non tanto indagato e spesso anche poco considerato, se vogliamo. Le ragioni di questa scarsa considerazione sono tantissime. Di sicuro è un periodo che ci chiama in causa ancora oggi, ci interroga e questo probabilmente è anche un elemento di disturbo nella sua come dire, celebrazione. Tant'è vero che la stessa festa di Sadia della Sardegna è tenuta sempre abbastanza in sordina a livello istituzionale. Questi ultimi anni l'Assemblea Nazionale Sarda si sta occupando invece di dare una festa pubblica più partecipata, con tutta una serie di eventi che anche quest'anno con tantissime persone, proprio per dare la giusta dignità a quello che è un evento in realtà estremamente significativo che richiama quel periodo storico. Il libro di Adriana è dedicato in particolare ai rivoluzionari esuli fuori dalla Sardegna, quindi in realtà al momento successivo a quello che solitamente viene definito il triennio rivoluzionario, che è una definizione un po' riduttiva, nel senso che il periodo è più ampio, le vicende vanno molto al di là dei 3 anni tra il 794 e il 796 e tra l'altro anche il fatto di ridurre spesso tutto il racconto a pochissimi personaggi, in particolare a Giovanni Maria Enjoy, in realtà riduce moltissimo lo spettro delle nostre conoscenze, ma soprattutto toglie molto senso a quello che fu un periodo in cui migliaia di persone furono coinvolte a vario titolo, chiaramente, dalla leadership fino alle persone anche più umili che si spesero in quegli anni per cercare di cambiare le cose in Sardegna. E appunto questo libro si concentra moltissimo sui personaggi, diciamo potremmo definirla la leadership un po' del movimento nazionale sardo, che per varie vicissitudini, in vari momenti anche, alla fine si ritrovarono in qualche modo tutti nella Francia
prima del direttorio e poi del consolato e poi ancora dell'impero, a cercare di riaprire la partita sostanzialmente, perché nessuno di loro riteneva che la partita fosse chiusa definitivamente, almeno c'era questa aspettativa. Quindi Adriana si è accollata un compito che diciamo che dovrebbe appartenere a ricerca storica, no? Quella accademica, quella diciamo ufficiale, che però su questo terreno ha latitato parecchio, quindi siamo molto molto indietro nelle nostre conoscenze su tanti aspetti di queste vicende. E una delle cose che vorrei chiedere ad Adriana intanto è come ha lavorato lei per recuperare questi documenti, per ricostruire l'esistenza di tutte queste persone in Francia, e non solo in Francia, e quindi come ha funzionato proprio il meccanismo della ricerca da vera e propria detective, la messa in contatto con tutta una serie di scoperte, di conferme, a volte di rivelazioni, anche totalmente inedite. Quindi la saluto Adriana Valenti Saburè, le do il benvenuto e Grazie. cominciamo subito con così, raccontaci un po' come è andata questa tua ricerca. Sì, benissimo. Innanzitutto buonasera a tutti, buonasera Ivan Monni, buonasera Omar Onnis e grazie per le tue parole lusinghiere. Il lavoro che ho svolto in Francia, come dici tu, è stato veramente tutta una serie di concatenazioni, nel senso che io ho iniziato a lavorare sul terreno nei cimiteri, perché la prima cosa che ho voluto scoprire in questa mia vicenda, che adesso già si porta avanti da un decennio, è stata la tomba di Giovanni Maria Angioy. E quindi diciamo che le mie ricerche sul terreno sono partite dal Père Lachaise, perché lì si diceva che Jean Marie Angioy riposasse, che poi notizia purtroppo smentita, Angioy non ha mai riposato lì e ci sono le prove, perché il Père Lachaise del 1804, Angioy morì nel 1808, i registri esistevano già ed esistono ancora oggi e non hanno mai registrato il corpo di Angioy. E quindi ecco, le mie ricerche iniziano da lì. E da lì e qualcuno, è un sardo, Niccolò Migheli, mi dice: ma allora perché non cerchi la tomba di Michele Obino, un lussurgese, un caro lussurgese, amico carissimo di Angioy e chi gli salvò la vita ospitandolo a Santo Lussurgio quando lui era ricercatissimo. E quindi sono partita di nuovo al Père Lachaise con diciamo qualche speranza in più, anche perché devo dire che Michele Obino era morto nel 1839, il che significa che diciamo che il Père Lachaise aveva diciamo archivi sempre meglio tenuti. E poi c'era anche un altro fattore: Michele Obino aveva lavorato a Parigi, quindi insomma, per farla breve, scopro la tomba di Michele Obino. A partire da lì io poi ho cercato altri documenti di altra natura, quindi ho ampliato enormemente le mie ricerche, perché sono andata quindi agli Archives Nationales, Pierre Fitte, e poi sono andata agli archivi di Parigi, agli archivi diocesani di Parigi, e sono andata in quasi tutte le chiese che potevano essere coinvolte nei funerali dei patrioti sardi, e quindi archivi di Saint-Sulpice, archivi di Saint-Germain-l'Auxerrois. E l'ultima scoperta, mentre ci sono, mi riaggancio perché questa non fa neanche parte del libro, perché non ho avuto il tempo di inserirla, è quella che Matteo Luigi Simon, altro rivoluzionario, amico sempre di Angioy, Obino, Gioachino Mundula ed altri, ha avuto i funerali cristiani a Notre-Dame de Paris.
E quindi questa è l'ultima emozionante scoperta che ho fatto e purtroppo ecco non ho fatto, sapete come sono i tempi editoriali, e ormai era andato in stampa, insomma non ho fatto in L'abbiamo tempo a pubblicato a leggere. noi di Su Indipendente in anteprima. Esattamente, esattamente, visto che sono molto legata a voi, vi ho dato l'anteprima, ecco. Quindi ecco, non so se ho risposto alle tue domande, Omar, su questo mio tipo di lavoro che adesso poi spazia, continua e si allarga anche tramite non solo gli archivi, ma anche dei libri, dei testi che cerco io di reperire, ecco, in privato, sia proprio cercando di trovare dei libri dell'epoca, della Parigi d'epoca, nelle librerie specializzate parigine, sia naturalmente su internet, anche se su internet è stato un po' tutto già esplorato. Però diciamo che per esempio gli archivi di Lyon, che non erano mai stati esplorati e che mi hanno fatto scoprire questo famoso projet de débarque, quindi questo memoriale scritto probabilmente da Luigi Sannacorda, dico probabilmente perché è firmato François Cordat, ma comunque secondo me non ci sono dubbi che sia Francesco Sannacorda, e quindi questa è un'altra scoperta emozionantissima e tra l'altro si trovava fra le carte del cardinale Fesch, scusate, quindi zio di Napoleone Bonaparte. Quindi per riallacciarmi a quello che diceva Omar, stiamo parlando di vicende di un amplissimo respiro, ecco, non stiamo parlando di vicende che rimangono legate alla Sardegna, ma che veramente si ampliano. Pensate, trovare le carte, diciamo, questo memoriale di Francesco Sannacorda fra le carte di Napoleone e quindi conservate poi dallo zio cardinale, è una cosa emozionantissima, direi. Sì, assolutamente. Tra le altre cose, tra i vari documenti che tu citi, ci sono anche delle lettere della madre di Napoleone, Letizia Ramolino, che aveva dei contatti personali anche abbastanza stretti, soprattutto appunto con Francesco Sannacorda, ma anche con altri. E quindi praticamente emerge che questi personaggi sardi in esilio, in fuga sostanzialmente, tutti compromessi a vario titolo agli occhi del governo Sabaudo, avevano dei contatti ad alto livello nella Francia di quegli anni. Contestualizziamo un attimo, perché magari si fa fatica a capire di che anni stiamo parlando. Questi personaggi vanno via dalla Sardegna, diciamo, sul finire degli anni 90 del Settecento e rimangono, vabbè, Giovanni Maria Angeli sappiamo muore nel 1808, altri muoiono dopo come Matteo Luigi Simon o Michele Obino, alcuni anche prima come il povero Mundula. Mundula, su cui tra l'altro tu hai scoperto la data esatta della morte, ma Sì. comunque inserita all'interno di circostanze anche abbastanza, come dire, misteriose, quasi da thriller, nel senso che tu stessa fai emergere un incarico più o meno segreto dato a una persona per fare cosa? Forse proprio per eliminare questo personaggio che era sicuramente altamente inviso a Sabaudo. E tutta questa serie di personaggi si trovano in una Francia che è percorsa dall'epopea napoleonica, perché arrivano lì che è ancora al governo il direttorio, che sappiamo essere, come dire, è la fase successiva al terrore, no? Al colpo di Stato di Termidoro, viene fatto fuori Robespierre e quindi viene instaurato questo governo più moderato che dura dal 1794 al colpo di Stato del novembre del 1799, quando appunto Napoleone, tornando segretamente dal fronte, diciamo, orientale nordafricano al medio orientale,
rovescia il direttorio, impone il consolato, di cui lui sarà il primo console, e poi successivamente nel 1804 addirittura si autoproclama imperatore dei francesi. Quindi sono dei passaggi pazzeschi che coinvolgono ovviamente la politica di tutta l'Europa. In quegli anni noi sappiamo che la Francia, prima rivoluzionaria e poi napoleonica, è in guerra con tutti gli altri regni europei. Nel 1805 ci sarà la battaglia di Austerlitz famosa, tra il 1809 e il 1810 sostanzialmente Napoleone si ritroverà padrone dell'intera Europa, tant'è vero che poi nel 1812 proverà a sconfiggere l'ultimo suo nemico rimasto, appunto lo zar di Russia, l'impero russo, con la famosa spedizione, eccetera, eccetera. E casualmente, o per niente casualmente, in realtà il 1812 è anche un anno significativo della storia europea, perché ci sono diverse costituzioni che vengono elargite dai sovrani anche per tenere buone le popolazioni, che ormai spingono per avere queste riforme tanto agognate. E tra le altre cose anche in Sardegna ci sarà l'ultimo dei tentativi, diciamo, di ribaltare la situazione politica con quella che sarà chiamata poi la congiura di Palabanda nell'autunno del 1812. Quindi vedete, è una serie di anni sostanzialmente tra il 1793, col tentativo di occupazione francese della Sardegna, fino al 1812, stiamo parlando di un ventennio di vicende animate da tanti personaggi, la cui sorte appunto gli studi, le ricerche di Adirana contribuiscono a chiarire, perché su molti di loro mancavano informazioni puntuali, di alcuni non si sapeva letteralmente come avessero fatto, e soprattutto non avevamo i documenti sotto mano. Invece in questo caso qui c'è un libro che racchiude dei documenti preziosissimi, indispensabili per chiarire tantissime di queste vicende, e quindi vorrei chiederti che idea ti sei fatta tu della vita di queste persone in esilio, che tu racconti, tratteggi anche le biografie di tutti questi vari personaggi e ne emergono anche dei momenti di difficoltà, anche persone che erano abituate a un tenore di vita molto alto, perché erano di famiglie nobili o comunque abbienti, importanti, persone come Angioi che muore in miseria, come Matteo Luigi Simon che si trova in certi anni proprio a non sapere come sbarcare il lunario. Quindi tu che idea sei fatta di della vita proprio di queste persone nel loro esilio? Certo, è sicuramente una vita molto travagliata che d'altra parte traspare dalle lettere. I fratelli Simon, per esempio, scrivevano molto e quindi spesso parlano anche di quello che oggi magari diremmo depressione, di Angioi, che riceveva tutte queste notizie, ecco, di quello che accadeva in Sardegna, dei suoi amici che venivano fucilati, impiccati, torturati e quindi tutto questo, visto che lui era proprio l'anima, diciamo il capo carismatico, non poteva che addolorarlo profondamente. Il che, unito anche alle malattie del corpo di cui lui soffriva, potete immaginare, e alla mancanza di mezzi, come hai evocato tu, e quindi al fatto che lui si sovvenzionava con un piccolo assegno da rifugiato che la Francia gli dava, perché lui era il responsabile, ecco, dei rifugiati sardi. Quindi ecco, se non fosse stato per Catherine Dupont, la sua locandiera, lui probabilmente sarebbe veramente finito in una fossa comune, come si è ipotizzato per molti anni. Anche gli altri, tutto sommato Michele Obino, più giovane di Angioi, che non era malato, riesce comunque a inserirsi quindi nel tessuto sociale professionale in campo notarile a Parigi, quindi va a lavorare presso lo studio di Target, che era un notaio molto, molto noto all'epoca. Sicuramente il più noto, visto che anche Luigi XVI si era rivolto a lui per essere difeso, e poi lui comunque sviò perché non voleva difenderlo. Sicuramente aveva idee molto simili a quelle di Michele Obino. E quindi
Michele Obino diciamo che va avanti, anche lui fra le delusioni, perché poi tutto sommato cerca sempre di rientrare in Sardegna. Una volta che rientra, quando può farlo naturalmente, propone alla Sardegna di aprire un convitto per giovani sardi, per poter dare loro l'occasione, la possibilità di studiare a Sant'Ulussurgiu, e con il suo naturalmente patrocinio, diciamo con i suoi soldi, e anche questo progetto gli viene negato, quindi l'ultima vessazione poi in fondo ecco, di quella Sardegna che si manteneva ancora in una situazione molto conservatrice, ecco, non era cambiato granché purtroppo. Matteo Luigi Simon pure, malgrado un momento diciamo di benessere in cui fu anche insignito della Légion d'honneur, lui ricordo, ho trovato diciamo, i documenti della sua richiesta di naturalizzazione francese, quindi. Ma anche lui comunque alla fine morì in miseria, non sappiamo neanche di lui dove fu sepolto, ebbe anche lui vicende comunque familiari, insomma perse la moglie, la bambinetta in tenera età, quindi insomma stiamo parlando di persone che passarono degli anni molto, molto travagliati, ecco. Gioacchino Mundula, come hai evocato tu, non sappiamo nemmeno, era andato a Parigi anche prima degli altri, fu ucciso quindi secondo il documento che ho trovato io, il 30 aprile, fu ucciso, scusate, ecco mi è scappato, morì, non si sa come, se fu ucciso, se morì di morte naturale, comunque il 30 aprile del 1798, e quindi diciamo non si incontrò neanche con Angioy, ecco, perché il periodo non coincideva. Queste sono le persone, diciamo, che hanno forse anche patito di più, quelli che si sono spesi moltissimo a Parigi, perché moltissimo di loro io ho trovato tanti documenti firmati di loro pugno che richiedevano sempre poi questo intervento della Francia, ecco, per instaurare una repubblica, e poi sappiamo come andò a finire, ecco. Ecco, io una domanda su questo la volevo fare, magari a entrambi. Che tipo di, visto che comunque Angioi e i rivoluzionari tessevano la diplomazia con la Francia, siete riusciti a capire che tipo di intervento chiedevano realmente? Cioè, sì, un intervento per fare la Repubblica, poi la Francia, i- che ruolo avrebbe avuto in questa nuova Repubblica? Perché ci sono diversi pareri che dicono che saremmo finiti dalla padella alla brace sotto la Francia, quindi vi siete fatti un'idea tra tutta la documentazione vecchia e nuova che avete trovato? Sì, questo è chiaro, ma lo lascio spiegare a Omar, che è lo storico della situazione. Comunque sì, è abbastanza chiaro il progetto, ti lascio la Sì, parola. ma sicuramente ti sei fatto un'idea molto precisa anche tu, Adriano, appunto, leggendo, perché c'è una cosa che si è sempre detta su tutto questo periodo. Non si sa quali fossero le intenzioni di questi personaggi, rimangono opache le motivazioni, lo stesso Giovanni Maria Angioy, chissà quali erano i suoi obiettivi, tutti questi personaggi, boh, chissà cosa vuole. Poi se tu vai a vedere i documenti, in realtà c'è carta canta, cioè ci sono delle cose Infatti, estremamente chiare, chiara, perché sì. Adriana inserisce in questo libro un documento apparentemente incongruo rispetto al tema principale, che è il libello, l'Achille della sarda liberazione. Io gliene sono estremamente grato perché è una cosa importantissima. È un testo da leggere, un testo meraviglioso, che andrebbe letto in modo sinottico su Patriot Usardo a Sociodatarios, procurate moderare, perché ci sono delle intere sezioni che combaciano. È come se l'Achille della Sarda Liberazione fosse rivolto a un pubblico
alla classe dirigente, agli intellettuali, ai politici. Invece su Patriotus Sardo era, come dire, il catechismo per il popolo, tant'è vero che si cantava a Gosos, no? Che era una modalità di canto popolare estremamente diffusa, la più popolare, ma ancora oggi conosciutissima, perché doveva essere, come dire, il manifesto politico rivolto al popolo, tant'è vero che è il sardo. E ci sono delle sezioni che sono praticamente sovrapponibili. Anche sugli autori di entrambi io ho dei dubbi, nel senso che su Patriotu di solito è associato al nome di Francesco Ignazio Mannu, invece l'Achille della Serra della Liberazione non ha un autore definito. Venne accusato Michele Obino appunto di essere l'autore. Secondo me c'è un lavoro d'equipe, c'era un gruppo di intellettuali, di leader del movimento rivoluzionario che insieme concepirono proprio i contenuti di questi documenti. Poi chi li redasse materialmente, chi lo sa, però è indubitabile che la fucina fosse una, che le idee fossero concordate, che ci fossero degli obiettivi politici molto chiari, che poi si riverberano anche nei vari memoriali inviati al governo francese per chiedere l'intervento appunto della Francia in Sardegna. E anche lì, se si vanno a leggere i documenti, tipo il memoriale di Angioy o le lettere, varie lettere, tutta una serie di cose che Adriano poi ha estratto appunto dall'oblio, lì è chiaro cosa volessero. Loro, immaginatevi questo momento particolare in Europa, c'è la Francia che impone un salto storico in avanti pazzesco, immaginate anche solo banalmente la riforma dello Stato, della burocrazia, il codice civile, l'organizzazione proprio anche giuridica, giurisdizionale dello Stato, cioè lo Stato come lo concepiamo noi oggi, lo Stato moderno, contemporaneo, nasce lì. Ma per l'antico regime, cui vivevano le popolazioni fino a quel momento, era una cosa estremamente innovativa, potentissima. L'idea che la sovranità appartenesse alla nazione, al popolo e non al sovrano messo sul trono da Dio, cioè erano delle idee pazzesche, e tutto questo materiale teorico e anche, come dire, eh, anche sentimentale in un certo senso, venne assorbito da tutti questi intellettuali, da questa leadership sarda, e venne poi riversato nei propri proponimenti politici. Nei documenti in cui si chiede l'intervento della Francia, ma Giovanni Maria Angelo lo dice chiaramente: allora, voi ci date una mano a liberarci di Savoia, abbattiamo il feudalesimo, inseriamo la Repubblica, però dovrete fare le cose a modo nostro, perché se voi provate a imporvi con la forza, con la prepotenza sui sardi, ne verrà fuori una guerra infinita, non lo accetteranno mai. Quindi, ma lui dà proprio le indicazioni anche precise e puntuali su come agire, su come muoversi, su cosa non fare, perché c'è questa percezione molto precisa di quale fosse la situazione sarda, a differenza, questa è una parentesi che apro io, a differenza di molta politica sarda di oggi, questi personaggi sembra che sapessero benissimo su che terreno si stavano muovendo. Non erano alieni alle dinamiche profonde del popolo in quel periodo. E loro avevano tutta l'intenzione di liberarsi dai Savoia una volta per tutte, di abbattere il regime feudale, che ai loro occhi era proprio un'aberrazione totale, ma lo scrivono chiaramente, come una roba inaccettabile, e instaurare una repubblica, chiaramente sul modello francese, eccetera, eccetera, all'interno di un periodo storico in cui queste cose si cercava di farle un po' dappertutto. Le varie repubbliche sorelle che sorgevano come funghi laddove arrivavano le armate francesi, in realtà in Sardegna era una pulsione e una prospettiva che era nata in Sardegna da questioni sarde, non era stata portata dalle armate francesi nel nostro caso, ma in quel preciso momento, quando il primo tentativo di Giovanni Maria Angioy ormai risultava sconfitto, il ricorso alla forza della Francia napoleonica era inevitabile, era la potenza innovatrice di quel periodo. Se volevi liberarti di un regime come quello dei Savoia, non potevi non rivolgerti a
la potenza che garantiva, che avrebbe potuto garantire anche militarmente quel risultato. Non c'è niente di strano, non sarebbe stato il cedimento a una potenza straniera. Non avevano questa percezione di rivoluzionari sardi. Poi, chiaro, dal punto di vista della Francia e di Napoleone in particolare, poteva essere una scelta strategica, nel senso di controllare i porti sardi in mezzo al Mediterraneo, che poteva far comodo per disturbare i traffici, soprattutto della marina inglese, che era quella che dominava il Mediterraneo, non solo in quel periodo. Quindi nell'ottica francese poteva essere un vantaggio strategico, oltre che politico. Nell'ottica dei sardi era invece uno dei modi per liberarsi, per cambiare radicalmente la situazione dei Sardegni. Certo, c'è una dialettica tra questi due modi di vedere la cosa, è ovvio, ma è normale, non è un'aberrazione storica, è vicende. Pensiamo anche a epoche molto più vicine a noi, in cui molte situazioni rivoluzionarie si rivolgevano, che ne so, all'URSS, illudendosi spesso, o magari alla Cina, per avere un appoggio di materie prime, di armi, di appoggio politico. Pensiamo al Sud America, alla Cina, tutte situazioni del Novecento in cui ci si appoggiava alle potenze che in quel momento potevano appoggiare quelle aspettative, quelle azioni rivoluzionarie. È sempre successo. Quindi, Eh sì, io volevo aggiungere solo che appunto, come ha detto Omar, erano così chiari che addirittura facevano proprio gli esempi, tipo Enjoy spiegava, state attenti perché il popolo sardo è molto legato alla religione, quindi questo aspetto qua non si può sottovalutare, ecco, proprio dava delle indicazioni, era proprio un ricettario, qualcosa di molto, molto, molto chiaro. E questo l'ho riscontrato anche poi negli altri memoriali, cioè c'è anche il memoriale di Matteo Luigi Simon che a un certo punto riprende un po' quello di Enjoy, lo manipola leggermente, lo rifirma quando Enjoy cominciava a essere ammalato e quindi non stava bene, non poteva più portare avanti con forza la sua azione politica. E anche tutto sommato Luigi Sannacorda che fa un memoriale un po' più, diciamo, più casereccio, diciamo, più sempliciotto, ma spiega molto chiaramente quello che devono fare, da che parte devono entrare in Sardegna, quali sono i varchi, quali saranno i guadagni che la Francia potrà avere, insomma cercavano naturalmente di allettare la Francia in ogni modo per farsi aiutare. Comunque, diciamo, ce l'hanno messa tutte. L'hanno messa tutta ed è notevole che moltissimi di questi personaggi, a cominciare da Francesco Sannacorda, fossero anche esponenti del mondo ecclesiastico, non Sì, dell'alto clero, eccetera, più legato all'aristocrazia, esatto. eccetera, ma il clero di base in Sardegna era molto addentro a tutte queste dinamiche. Sì. Ci sono stati dei preti, tipo i fratelli Muroni, Francesco e Gavino, che erano proprio praticamente dei capipopolo. Stesso Francesco Sannacorda, ricordiamo che Esattamente. muore in uno scontro a fuoco ai piedi della torre di Lungoni, attuale Santa Teresa. Cioè, non erano solo Infatti. intellettuali o teorici, No, no, erano erano proprio uomini uomini d'azione. d'azione. Sì, sì, e come. E anche appunto Francesco Sannacorda, sono contenta di aver ritrovato questo memoriale, suo memoriale, perché spesso è considerato un po' come una persona alla fine un po' ingenua, che diciamo diciamo, tenta questa impresa quasi impossibile, si fa ammazzare, quindi diciamo c'è, non dico una connotazione negativa, ma un pochino, ecco. E invece anche lui, appunto, a parte il fatto che era veramente un grande uomo d'azione, ma ebbe moltissimi rapporti, ecco, con la madre di Napoleone e quindi tanto da diventare suo teologo, quindi da come era descritto era una persona molto, molto raffinata anche nei modi, molto educata, molto colta, ecco, rispettosa, tanto da poter essere accettato, ecco, da donna Letizia Ramolino. E,
E poi anche lui cerca, diciamo, di partecipare al concilio a Parigi, anche lì ha delle grosse difficoltà perché non si fidavano, ecco, degli ecclesiastici francesi, di una persona che non conoscevano, e lì lui ottiene di essere, diciamo, di un ascoltatore, auditore, ecco, non può dire la sua, però partecipa al concilio come auditore. Per dire, ecco, per aggiungere forza anche a queste persone, erano comunque veramente degli uomini o sacerdoti o laici comunque molto addentro, ecco, alla politica, all'azione, al mondo reale, ecco, come dice Omar, non erano come purtroppo oggi abbiamo diversi politici alienati totalmente dal tessuto sociale in cui viviamo, ecco, in cui vive il popolo. Infatti, questo è uno secondo me, dei tratti più evidenti di questo periodo, di questi personaggi, ed è anche, secondo me, una delle cose che li rende così sospetti agli occhi della nostra classe dirigente attuale, nel senso che sono degli esempi imbarazzanti, se vogliamo, perché erano tutte persone che non avevano tanto da perdere, erano tutte persone assolutamente ben sistemate nella vita, non erano Esatto, dei sì, sì. disperati che tentavano il tutto per cambiare la propria situazione. Spesso, nel caso di Giovanni Maria Angioì, stiamo parlando di persone ricche anche, oltre che politicamente ormai arrivate ai vertici dello Stato. Sì, E questa cosa, secondo me, disturba un po', perché sono degli esempi, come dire, difficili da raggiungere. da raggiungere, soprattutto se commisurati appunto alla politica di oggi. Però adesso non vorrei raccontare troppo del tuo lavoro, Adriana, perché ci saranno appunto questa serie di Ci fermiamo qua. incontri di persona in Sardegna prossimamente, e quindi anzi invitiamo tutte le persone interessate, incuriosite ad avvicinarsi, appunto ci sarà la possibilità di acquistare il libro. Ricordiamo anche che Adriana si è occupata di questo periodo non solo dal punto di vista della ricerca documentaria e storica, ma anche dal punto di vista letterario, e poi hai scritto anche romanzi che sono legati a queste vicende, quello su Catherine Dupont e quello sulle nobili sorelle Angioy, che raccontano un po', se vuoi, dal punto di vista personale, appunto romanzesco, dei momenti di vita che, diciamo, sono di contorno comunque legati a questi personaggi, però con lo strumento appunto della narrazione letteraria. Quindi c'è anche quest'altro aspetto da ricordare. Va bene, direi che secondo me come prima sessione può bastare. Vi vedrete poi a Nuoro il 22. Non so, Adriana, puoi ricordarci dove si può acquistare il libro? Quindi nelle librerie oppure online? Amazon. E in Sardegna, diciamo sì, sia in Sardegna ma anche in Italia e ovunque si possono ordinare, se non si trovano direttamente in libreria, si possono ordinare nelle librerie, quindi di fiducia vostre, poi anche online. Online Amazon, naturalmente, diciamo che io cerco sempre di privilegiare le librerie le locali per farle vivere, perché la libreria comunque è qualcosa di più bello che l'online, non voglio neanche citare, diciamo, tanto le conosciamo tutte, insomma, le piattaforme. Ecco, quindi Va no, benissimo. sì, si trovano, in Sardegna si trovano anche a volte già in libreria, però se non si trovano si ordinano facilmente. Perfetto, va bene, vi ringrazio per questa serata. Ringraziamo anche chi ci ascolterà, visto che l'appuntamento è registrato. Vedrà, lo caricheremo su YouTube. Ok, buona Grazie serata. Ivan, Grazie, un ciao saluto. Omar, Ciao Ivan, ciao grazie, Adriana. grazie a Grazie a tutti, te. ciao ciao.